se c'è man e spazio tu. Vanti il brio, sei auto e dopo a camera, mi fa mai i bracci, sacraran. Ma so il video che ho finito, alzo la testa e desci là. Fermate subito carro da Dio, non sta venendo dentro. Come una signora, aspetta il manco che si asciuga. Para tu passo, a te metto le mani addosso. A seguire ogni volta, perché sei apposta. Per chi me cambio ciapa, non so che a vostra serva. Quante pecche che te gassa, se non ti è casnete, se dopo vegni dentro, domani sto in letto, porco can. Ma appena finito di dire questo, giro a testa a parte a, guarda che altro le dio fare il tesmo, non sta venendo dentro. Appena finito lava, aspetta il manco che si asciuga, fa un altro passo, a te metto le mani addosso, a te crede ogni volta. Non stai a farmi bestemmare, non stai a farmi bestemmare, non stai a farmi bestemmare, e no. Non stai a farmi bestemmare, non stai a farmi bestemmare, non stai a farmi bestemmare, e no. Appena finito lava, aspetta il manco che si asciuga, fa un altro passo, a te metto le mani addosso, a te crede ogni volta, perché sei apposta, per chi me cambio ciapa, non so che a vostra serva. Volevo ringraziare le ragazze che hanno fatto il cartello qua davanti, viva i Pooh. Grazie mille. A proposito, quanti ne ho? Aspetta. Adesso mi vuio i nomi dei Pooh. Winnie. Pronto. No, Winnie dei Pooh. È vero. Sì. Allora, come nostro solito, e anche suggerimento dell'amministrazione comunale, vedo qualche cifra riguardante il paese dell'Oreggia, perché è giusto che andai a casa con qualche nozione basilare sul posto che ci ospita. Dunque, l'Oreggia, paese della provincia di Padova, che ha vinto il premio Rima con Scoreggia 2012 e anche 2011. Gli abitanti dell'Oreggia sei loreggiani. A pari merito con Peseggia comunque. Sì, però l'Oreggia è più bello. Cioè, se arrivai là ma ha sempre vinto l'Oreggia. Forse Peseggia se vedesse, non so niente. Peseggia, Scorzè Peseggia. Allora, i loreggiani attualmente sono 7.259 su un territorio di 19,03 km quadrati. Questo vuol dire che c'è 381,45 persone per chilometro quadrato. Quindi è il comune che ha costretto a comprare solo letti a Casteo. Cioè Casteo proprio, cioè lavora qua e va a dormire a Casteo. E siamo a circa 26 metri sul livello del mare, stando attenti se puoi tuffarsi. Però 26 metri se una bella sciaffa. Dovete venire dentro a ciodo. Una roba che tutti quanti mi domandano, continuo a domandarmi su Facebook, su internet, via mail, via messaggi. Si visti anche suonarmi a casa. Qua io uso il cap dell'Oreggia. Il cap dell'Oreggia è 35010. Non sei il sindaco il cap. Non sai mai neanche questa. Vi ricordo che dalla settimana prossima, dal 10 agosto, siamo un po' un aperitivo, pensate che era stato aperitivo di merda, che sarà la sagra parrocchiale, l'antica sagra di San Rocco Siffredi, che è il patrono dell'Oreggia, del salto con l'asta. No, è quello che ha dato il via al paio di Acucagna. Fuori che di solito sei tosi che si picca qua, sei tose, ma è falota,
Vi ricordo anche che a Fiera, che a Sagra del San Rocco Siffredi se gemeada a Fiera del Sparaso. Lo sparaso nero del Senegal. Eh sì ragazzi, quindi un fortissimo applauso ai Loreggiani per piacere. Anche l'Oreia è un bel paese. Le regioni. Sì, Loreggiani. Chi mai che detto che saremmo arrivati a suonare qua? Bestie. Ma veramente. Guarda, dopo aver suonato a Castelmigno, godito madonna, non arriveremo mai a Abbiamo Loreggia. raggiunto il top e invece anche l'Oreia, cavolo. Ma ragazzi, bello Bestia. C'è l'ultimo paese. L'Oreia che mi sa suonare? Eh sì. Un paesetto a volta, adesso cosa che sei? Scusa, posso sapere la taglia della tua maglietta? Pisa luce per far piacere. Sì, a taglia. 6 Ti piace che veste stretta, tilata? Se doppiasse e mesa. Io ti hai fatto vestito, tipo un po' a Monaco. Dove sei tornata? Che tu devi mandare il permesso vuoi in bagno? E siccome ti hanno che sei il bagno vuol dire che ti hai fatto in mezzo al campo. Quindi occhio con l'infradito. Ragazzi, occhio con l'infradito, se un attimo da una bella serata che diventa una merda, da nettar via.